Quando sento parlare di analogie improprie e arriviamo al limite dei Novax e dei Green Pass, che è un caso limite però non è l'unico, è chiaro che si sente spregevole il raffronto. Cioè, vuol dire che non abbiamo studiato e non sappiamo cos'è la Shoah allora. Dario Calimani non è tra coloro che si perdono in discorsi di circostanza. Alla cerimonia per il giorno della memoria al ghetto di Venezia, il presidente della comunità ebraica veneziana è andato dritto al centro della questione. Io ho parlato giorni fa alla Fenice di vuoto di coscienza della civiltà occidentale, è il vuoto di coscienza anche delle nostre istituzioni, quando non si vuole guardare in faccia la realtà e si lascia che il razzismo si sviluppi e si autoriproduca. Alla commemorazione delle vittime della Shoah in campo del Ghetto Novo, assieme ai membri della comunità ebraica, diversi esponenti della municipalità e del comune di Venezia ed una nutrita rappresentanza di consiglieri regionali con a capo la vicepresidente Elisa De Berti. Io per prima, di fronte alle sue parole, mi sono chiesta, io cosa faccio per dare un contributo affinché questo non possa più succedere, non solo nei confronti degli ebrei, nei confronti dei disabili, parliamo spesso di bullismo, nei confronti degli immigrati e tanti altri casi. Nel corso della giornata sono state anche posizionate altre 29 pietre d'inciampo a ricordare davanti alla porta della loro ultima casa i deportati nei campi di sterminio. Qui tutti hanno avuto diversi lutti di questo genere in famiglia, compreso il presidente della comunità ebraica. Il padre di mio padre, la madre di mia madre, una cugina di 21 anni portata via col marito e con il figlio partorito da pochi mesi. Il bambino che ovviamente era un grandissimo criminale ebreo, è stato ucciso a 2 mesi. A casa sua si parlava di questa tragedia o c'è voluto del tempo? Se ne parlava poco, si piangeva per lo più, mia madre piangeva.